Pazienti del San Martino sul piede di guerra, parcheggi inadeguati. La protesta degli utenti dell'ospedale. È questa la notizia con cui apre il Corriere delle Alpi a pagina 16 e con cui apriamo anche oggi la rassegna stampa, venerdì 11 ottobre. Numerose persone denunciano la cattiva gestione degli spazi per le auto, trovare posto è stressante, i lavoratori lasciano qui la macchina tutto il giorno. Ne scrive Alessandro Michielli. Caos e agitazione al parcheggio dell'ospedale San Martino e non è una novità purtroppo. Ogni giorno infatti dalle 7:30 scatta tra la gente la competizione per accaparrarsi uno stallo. Un po' tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto bisogno di fare una visita in ospedale. Qualcuno per necessità deve frequentare le strutture sanitarie regolarmente per fare terapie, controlli o interventi di ogni genere. Ma oggi la prima preoccupazione dei pazienti bellunesi, pare banale, è la ricerca del parcheggio a San Martino, luogo sempre affollatissimo. La causa principale di questo disagio sarebbe l'utilizzo selvaggio dei parcheggi da parte di chi non frequenta l'ospedale, ma approfitta del fatto che gli stalli sono comodi e gratuiti. La mattina è sempre un caos, oggi come spesso accade ho dovuto parcheggiare fuori dalle strisce, afferma Enzo da Cas. So che non è regolare, ma non riesco a trovare posto. A volte ci sono anche i camper, quelli parcheggiano e non si muovono per giorni. Sono stato costretto più volte a parcheggiare fuori, ma facendo così devi partire sempre almeno un'ora prima. Ogni volta bisogna attendere che qualcuno vada via per parcheggiare, afferma Orazio Tormen. Quelli che fanno il prelievo dopo un po' se ne vanno, allora aspettando un attimo qualcosa si trova, ma di prima mattina ci sono macchine un po' dappertutto. Il numero di parcheggi sembra inadeguato alle esigenze, dice un altro utente. Ci sono sempre macchine parcheggiate in mezzo alla strada perché non si riesce a trovare posto. E c'è un appello, quello alla realizzazione di nuovi stalli. Il numero di parcheggi sembra inadeguato alle esigenze, dice appunto uno dei pazienti. Ci sono sempre macchine parcheggiate fuori dagli stalli, in mezzo. Questo capita alle 8 di mattina. Sono venuto più volte a fare i prelievi ed è sempre tutto pieno. E poi c'è la denuncia. Io devo accompagnare mia moglie perché non trova parcheggio, afferma Renato Dal Piva. Io resto in macchina ad aspettarla. Veniamo in due anche solo per ritirare un referto. Bisognerebbe che l'ospedale facesse entrare solo chi viene a fare visite nella struttura. Problemi anche per l'Eurospar, occupano anche i nostri. Il supermercato si trova di fronte all'ospedale San Martino di Belluno e ci sono persone che vanno a parcheggiare lì, magari sono arrivate, hanno la visita fra pochi minuti, non sanno come fare per riuscire a parcheggiare e cercano di andare fuori e vanno appunto all'Eurospar. Il direttore del supermercato Eurospar, che si trova di fronte all'ospedale San Martino, afferma di essere disperato per la situazione parcheggi. I clienti dell'ospedale e non solo continuano a parcheggiare nei nostri stalli, afferma Luca Bardi, direttore appunto del supermercato. Restano nei nostri parcheggi tutta la giornata, tutta la mattina e i clienti sono costretti ad andare da un'altra parte. Me lo dicono proprio ogni giorno, prosegue. Secondo me le macchine sono delle persone che vanno in ospedale perché il parcheggio è comodo. Il problema dura da tantissimi anni. Dalla sede centrale stanno parlando con chi di dovere per trovare una soluzione e risolvere questa problematica. Tanti anni fa al supermercato aveva installato la sbarra automatica per contingentare l'accesso al supermercato. Il risultato era stato il calo drastico del fatturato, non veniva più nessuno, prosegue il direttore, il parcheggio era gratuito per chi faceva la spesa, mentre chi non comprava nulla pagava come da tariffa indicata. I clienti non venivano più neanche a fare la spesa, strano ma vero, è successo proprio questo. Quindi un grosso problema non solo per chi abita a Belluno, ma per chi abita in tutta la provincia, perché ad arrivare a San Martino di Belluno sono persone da tutto il territorio provinciale. Andiamo avanti restando sempre sul Corriere delle Alpi e leggiamo un'altra notizia che riguarda la biblioteca, in particolare Palazzo Crepadona. La biblioteca torna appunto a Palazzo Crepadona, spazi triplicati e distribuiti su 3 piani. Terminati i lavori di ristrutturazione della struttura, investimento di circa 2 milioni. Inaugurazione al pubblico il 25 ottobre. La Biblioteca Civica di Belluno torna a casa sua con la conclusione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Crepadona, che sarà aperto al pubblico il prossimo 25 ottobre, dopo 4 anni di chiusura. I libri andranno ad arredare nuovamente quella che dal 1981 è stata la loro sede storica. Il palazzo aveva chiuso i battenti nel dicembre 2019 per l'inizio dei lavori. Il primo progetto della ristrutturazione della struttura risale al 2014 e nel corso dell'ultimo decennio ha cambiato più volte la sua forma.
Lo stato finale dei lavori ha visto una spesa netta di oltre 2 milioni di euro. Ad oggi la biblioteca conta oltre 150.000 documenti catalogati. Gli spazi sono triplicati, infatti si è passati da 900 metri quadri a circa 3.000 metri quadrati. Sono state allestite sale con funzioni diverse per pubblici differenti. Il piano terra avrà un'area di accoglienza con la distribuzione dei libri, la consultazione di quotidiani e di settimanali. Il primo piano avrà una biblioteca per i bambini con una fascia di età da 0 a 10 anni, ci saranno delle postazioni studio e una sala lettura. Quella principale, come deliberato dalla Giunta il 3 agosto 2023, sarà dedicata a Bartolomeo Zanenga. Il secondo piano, infine, avrà la biblioteca per i ragazzi, una sala multimediale e una stanza dedicata a Beniamino Dal Fabbro. Come dicevamo, la struttura sarà inaugurata appunto il 25 di ottobre e dal 24 al 27 ottobre i nuovi spazi ospiteranno incontri gratuiti dedicati al tema bosco. Continuiamo, siamo sempre sul Corriere delle Alpi. Estratto di cosmetico da riciclo biologico, ultima sfida di Unifarco, Istituto della Lucia, l'articolo di Raffaele Scottini. La proposta di Confcommercio ha coinvolto altre scuole e aziende utilizzati gli scarti della filiera della birra, del lattiero caseario e forestale. Scuola e mondo aziendale insieme in un percorso dedicato all'innovazione nella filiera agricola e agroalimentare per potenziare le competenze imprenditoriali. La scuola agraria e la ditta Unifarco sono state protagoniste di un progetto promosso dalla Camera di Commercio in cui l'azienda di Santa Giustina ha proposto all'Istituto della Lucia di Vellai una sfida incentrata sul recupero e riciclo di materie prime biologiche di scarto da realtà del territorio bellunese per la produzione di estratto di cosmetici e integratori. Scusate, gli studenti hanno sviluppato proposte innovative grazie al supporto dell'azienda stessa, dei loro professori e dei tutor esterni coinvolti dalla Camera di Commercio. Il tutto avvalorato da un Digital Badge, cioè un certificato che attesta le competenze acquisite che potranno utilizzare per arricchire i propri curricula. E come dicevamo, la proposta di Confcommercio ha coinvolto anche altre scuole e aziende, quindi un legame stretto tra scuola e mondo del lavoro che è sempre utile e di cui si sente sempre più la necessità. Andiamo avanti, ci spostiamo sempre sul Corriere delle Alpi, andiamo a leggere un'altra notizia e poi passiamo al Gazzettino. In questo caso siamo a Livinallongo del Col di Lana, dove si parla dei disservizi di Dolomiti Bus che continuano, come si legge nel titolo. E il sindaco Nagler, che protesta, dice: la montagna deve arrangiarsi, ne scrive Lorenzo Soratroi. Disservizi che penalizzano i territori di montagna. La protesta contro Dolomiti Bus arriva direttamente dal sindaco di Livinallongo, Oscar Nagler, che cita l'ultimo episodio in ordine di tempo avvenuto in paese. Continuano i disservizi e i tagli per il trasporto pubblico nelle aree più periferiche, sottolinea il sindaco. Nella giornata di martedì 8 ottobre 2024 la corsa delle 13 che sarebbe dovuta partire da Livinallongo in direzione Belluno non è di nuovo partita e questa volta è successo senza alcun preavviso. Nagler sottolinea anche che non è rimasto un caso isolato, quello della corsa del lunedì mattina che doveva portare i ragazzi delle superiori fino nel capoluogo provinciale per l'inizio delle lezioni. Corsa eliminata da Dolomiti Bus con una comunicazione verbale in anticipo di soli 3 giorni rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Si comprendono le difficoltà dovute alla mancanza di personale e ai continui tagli che la Regione, attraverso la provincia, impone sulle zone più lontane, ma le criticità purtroppo non si limitano a questo. Il comune di Livinallongo si è attivato per trovare una soluzione pratica ed immediata, ma la spesa per mantenere il servizio non può essere sostenuta dal comune, dal momento che i ragazzi che ne hanno bisogno pagano un costoso abbonamento a tratta. Inoltre bisogna ricordare che l'azienda offre un servizio di trasporto pubblico per garantire il quale riceve sovvenzioni pubbliche e che nel merito del quale non si può ragionare esclusivamente in termini di profitto aziendale. Questa quindi la denuncia del sindaco di Livinallongo del Col di Lana, disagi in tutta la provincia che vanno a pesare ovviamente soprattutto sulle zone più periferiche. Ci spostiamo ora al Gazzettino, dove in primo piano è inserita una notizia che riguarda i bilanci dei comuni e in particolare una pioggia di soldi sulle fusioni bellunesi. Oltre 30 milioni di euro erogati negli ultimi 10 anni per Borgo Valbelluna, 12 milioni, Longarone 11 milioni e Alpago quasi 10. A Val di Zodo il primato di 257 euro pro capite. E c'è anche un'infografica che mostra appunto la situazione in Veneto.
Pioggia di fondi sui comuni del Bellunese che hanno siglato la fusione con cifre da record per i contributi statali. La quota maggiore di risorse destinata al Veneto spetta infatti alla provincia dolomitica, dove vengono premiati 5 municipalità. Borgo Valbelluna con 2 milioni di euro, Alpago e Longarone con 1,2 milioni, Sette Ville con oltre 1 milione e Val di Zoldo con 726 mila euro. In totale, nel decennio compreso tra il 2014 e il 2024, le aggregazioni municipali bellunesi hanno ottenuto il maggior volume di risorse. Borgo Valbelluna ha incamerato quasi 12 milioni di euro in 6 annualità, Longarone ha totalizzato più di 11 milioni di contributi e Alpago ha beneficiato di 9,6 milioni di euro in 8 stanziamenti. L'importo pro capite più alto si registra invece a Val di Zoldo con 257 euro all'anno per abitante. Oggi il quadro regolativo statale e regionale è particolarmente favorevole ai processi aggregativi, infatti i contributi statali vengono erogati per ben 15 anni dalla fusione e questi si aggiungono ulteriori risorse assegnate dalla Regione del Veneto ed altre forme di premialità. Ne scrive Ivonne Toscani. E appunto poi c'è una serie di interviste tra Cadore e Comerico, alcuni sindaci favorevoli, ma prevale il pessimismo, convinti della bontà delle fusioni e della soluzione Manusci e Comisse, più cauti Caligaro ed Ambrossi, contrario Bortolo Sala. Se ne parla da tempo, soprattutto in Valle del Boite, dove l'idea della fusione tra comuni venne lanciata negli anni 90 da Mario Denardel, amministratore lungimirante. Un'eredità la sua raccolta solo a parole perché nulla si è costruito negli anni. Bortolo Sala, sindaco di Borca di Cadore, è lapidario. Fino a quando i benefici saranno inferiori a quanto lo Stato ci prende dall'IMU non se ne farà nulla. E la sindaca in centro Cadore di Vico Cadore, Silvia Calligaro, non è la panacea per tutti i mali, di fatto non avremo più peso politico di quello attuale, siamo pochi e pochi resteremo. Cindy Manusci invece, sindaca di Pieve di Cadore, è favorevolissima e l'ho sempre detto. La sindaca di Taibon, Silvia Tormen, e De Zanche di Gosaldo sono perplessi. Tormen dice sovranità popolare ridotta e De Zanche qui troppo campanilismo. Quindi il fronte dei comuni si spacca e non è così automatico che tutti siano appunto d'accordo nell'intraprendere questo percorso. Ne abbiamo già parlato anche in passato, del resto non è una novità. E in carcere a Belluno ancora tensione, detenuto picchia un agente, ancora tensione appunto all'interno della casa circondariale, il poliziotto ha riportato ferite guaribili in 8 giorni, la denuncia del sindacato, situazione ormai insostenibile, istituzioni e politica intervengano. Non c'è pace al carcere di Baldenic. Ieri alcuni agenti sono stati aggrediti prima verbalmente e poi anche fisicamente da un recluso che già in passato aveva dimostrato problemi di adattamento. Uno degli agenti intervenuti per sedare il parapiglia scatenato dal detenuto è rimasto contuso e ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale San Martino di Belluno. La prognosi di guarigione è di 8 giorni. Sull'aggressione torna anche l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria del Triveneto. Il segretario Leonardo Angiulli denuncia l'ennesimo attacco ai danni di più agenti. L'aggressione agli operatori di sicurezza della Polizia Penitenziaria sono sempre più frequenti. E come dicevamo, nel carcere di Baldenic pochi giorni fa si era consumato un episodio analogo e non è di certo la prima volta che ne parliamo e la situazione sta diventando davvero preoccupante. Vediamo un'altra notizia, torniamo un attimo indietro, andiamo a leggere per quanto riguarda Sette Ville, l'alluvione del Tegorzo, stato d'emergenza, sarà decretato dalla Regione Veneto in giornata, permettendo al Comune e all'ATS di ottenere finanziamenti per l'acquedotto. L'alluvione martedì si è concentrata soprattutto sul Grappa, ha interessato anche Serene e una parte della città di Feltre. Sarà decretato in queste ore lo stato di emergenza da parte della Regione del Veneto per l'evento eccezionale di martedì pomeriggio che ha distrutto la strada che porta alla frazione di Schievenin nel comune di Sette Ville e compromesso l'acquedotto che rifornisce non solo il comune del Basso Feltrino ma anche diversi comuni dell'Alta Trevigiana. Ad oggi alcuni punti della strada risultano ancora irraggiungibili, serviranno diversi milioni di euro per ritornare alla normalità. Un fenomeno di pioggia intensa ha coinvolto martedì pomeriggio tutta l'area del Monte Grappa. Allagamenti
e smottamenti si sono registrati nel comune di Ferte con il ritorno alla normalità già nella giornata successiva. Problematiche più grosse si sono registrate invece a Seren del Grappa con diversi danni alla viabilità secondaria, ad alcuni torrenti e soprattutto all'acquedotto con BIM che ha dovuto intervenire per alimentare le abitazioni di Porcen attraverso altre reti idriche, ne scrive Eleonora Scartone. Le criticità maggiori si sono avute a Sette Ville con il torrente Tegorzo che ha eroso le sponde provocando cedimento in diversi punti della strada che conduce a Schievenin e il danneggiamento della condotta idrica. Quindi una situazione davvero problematica. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. Grazie a tutti per l'ascolto come sempre, buon venerdì, buon fine settimana e a prestissimo.